Zio Peppe, avete paura dell'influenza suina? No, perché guardate che i suini, non voi forse non sapete, i suini sono i maiali. E può essere mai che voi trovate proprio di un maialo. Ma dei virus che vi può mischiare il maialo, quello sì. I virus, no, non ci fanno niente da noi ci mettiamo un maiale di maiale. E quindi non temete, non avete preso precauzioni, mascherine? Ma quando li niente, non ci facciamo niente. Siamo sempre mangiati sta siccia e sono state sempre poche. E quindi anche nel caso di eventuali rapporti sessuali col maiale non utilizzate precauzioni come il profilattico, eccetera? Ma queste sono cose che non so che buone riferire, io non lo so. State dicendo cose sporche a Giandisa, però io non vi rispondo. Voglio dire, quando voi fate sesso col maiale, usate o non usate il profilattico? In tuo cesso fate voi. Sentite, sono cose che fate voi, non avete mai fatto queste cose loco. Ma con la ciuccia sì, però. L'ha fatto vostra sorella con ciuccia. Come fate a saperlo, zio Peppe? È perché vostra sorella è una puttana. Ho capito, ma al di là della mia estrazione socioculturale, La stazione è giù sabato. le estrazioni dell'otto, dice? E allora qual è la stazione, scusa? Ci può dare un terno vincente? Sì, 15 e 18. Che significano questi numeri? Giocate a vedere e poi sapete. Ah, la vediamo stasera particolarmente comprensivo, impermeabile alle provocazioni. Di solito lei si arrabbia di più, come mai? Ma io sono bene, quando vediamo che lui non chiudo, mi sono apparato un poco. Avete vinto dei soldi? Quanto avete vinto? 650 euro. Ah, una bella... E come li avete spesi, zio Peppe? E tengo ancora, ma ha già stipato. E che cosa intendete farne di questi 350 euro? Ha già fatto il guardimento nuovo per la ciuccia. Per la ciuccia, che è la vostra fidanzata dopo la morte di Marittella. No, guardate, la ciuccia è una bella animale che io ne ho cresciuta e che tengo vicino a me, è una compagna vera. Quindi che rapporto avete con questa ciuccia? Che cosa ci fate di solito, zio Peppe? Mi porta a passeggiare, mi porto in carrozza. Guida lei o guidate voi? Esso mi porta. Allora mi può portare là, mi porta, sapete stare da io. Andate anche al cinema assieme voi alla ciuccia? Ma voi siete proprio stupido. E dove andate con la ciuccia, zio Peppe? Faccio cazzo. Che cosa ne pensa degli omosessuali? Sentite, voi state facendo questa domanda che mi avete fatto. Io non so neanche chi sono questi cristiani. Stiamo parlando degli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. Ma questa è una cosa che non può essere provata, guardate. Guardate, mi dico una cosa. O pecora va trovando la pecora, l'asine va trovando la ciuccia, il maiale va trovando la maiala. E scusate, se uno non mi metto come voi, potessi trovare una natura cristiana. Voi siete non mi metto, sapete? Ma voi ci lei devate iniziare a fare questa domanda. Voi si dà un essere cristiano, voi si dà scomatura a spaccini, e ci dà pancuno già dove. Don Peppe, ma lei in questo modo sta mostrando... Ma che già paga la rata, io pancuno già dove. Io dove per sta guerra. Tutti avanzano voi, i tengo l'aiuto. Don Peppe, questa è profonda intolleranza nei confronti di chi fa scelte di vita sessuale non omologata. Monnezza, monnezza e monnezza, monnezza e monnezza, 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 la coppa monnezza, io prendo a panculo.